Gli esponenti del PD, che nulla c'entrano col Veneto, smettano di mettere zizzania sul nostro referendum per l'autonomia. L'appello è del deputato a 5 Stelle Federico D'Incà, irritato da quella che chiama la litania per affossare il referendum del 22 ottobre da parte del sottosegretario agli affari regionali Gian Claudio Bressa e del presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Basta con le interferenze del presidente della regione Emilia Romagna Bonaccini o come il sottosegretario Bressa che cerca di portare zizzania in Veneto anche se lui è eletto in Alto Adige. In questo momento abbiamo bisogno di fare quadrato attorno al sì al referendum veneto ed avere la massima partecipazione. Solo così in futuro potremo metterci ad un tavolo insieme anche con il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige per avere un nord-est forte, unito e che sappia appunto avere una grande rilevanza in Italia e in Europa. Sono certo che i veneti sapranno rispondere a tono a queste inaccettabili intrusioni nella vita della nostra regione, si augura D'Incà. Antipatie di confine e bisticci non servono a nessuno. Questo non è più il momento di guardare a Barcellona, all'Emilia Romagna, ai tanti piccoli Bressa che vogliono metterci i bastoni fra le ruote. Questo è il momento di parlare di referendum, di approfondire i temi della consultazione popolare del 22, di girare il Veneto per spiegare i motivi di questo fondamentale passaggio. Questo treno, conclude, non passerà più e se lo perderemo sarà solo colpa nostra.